20:10, buonasera telespettatori di Antenna 3, ultima puntata della settimana in vostra compagnia, in nostra compagnia, per approfondire le tematiche della settimana e della giornata. Questa sera parleremo molto di politica e di elezioni amministrative perché, come avete visto nel titolo, insomma, siamo vicini alla resa dei conti, la chiamiamo così un po' con questo iperbole. Se fosse una maratona sarebbe l'ultimo chilometro di campagna elettorale per le amministrative 2017, 11 giugno, quindi fra una settimana o poco più, insomma fra quasi una settimana a quest'ora, insomma, c'è quasi l'apertura delle urne, quindi si va a votare per le amministrative. 19 comuni al voto nella Marca Trevigiana. Perché parliamo della Marca Trevigiana? Perché questa sera abbiamo con noi Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Nord. Buonasera. Fresco di rinomina, esatto, bulgara, se così vogliamo dire. E la segretaria del Partito Democratico di Treviso, Lorena Andretta. Buonasera a tutti. PD, Lega Nord, grandi protagonisti, insomma, di questa tornata elettorale, quindi con loro cercheremo di fare un po' il punto della situazione, ma anche di parlare d'altro. Ora, subito però una prima disamina della situazione. 19 comuni al voto. Dimitri Coin, come sta andando? Siamo alle battute finali, insomma, l'ultima settimana per convincere gli elettori. Questa in effetti è l'ultima settimana, come ha detto prima, è l'ultimo chilometro. I comuni al voto sono 19, noi ne amministriamo direttamente in 4, quindi Tarzo, Castelcucco, Godica di Sant'Urbano e Zenson di Piave, comuni che puntiamo a riconfermare, e poi siamo in amministrazione a Fontanelle, dove siamo in coalizione con altre civiche, diciamo, di centrodestra. Speriamo di confermare quelli che abbiamo già, dove i sindaci e le amministrazioni hanno lavorato molto bene in questi anni, e magari se riuscissimo a portare a casa qualche altro comune avremmo fatto il nostro risultato. Che campagna elettorale ha visto? Come l'ha vissuta? I candidati sono tutti super impegnati sul territorio. I temi che si stanno portando avanti sono quelli, diciamo, degli ultimi periodi, per cui la resistenza all'immigrazione è uno dei temi principali, anche perché adesso il nuovo decreto Minniti ha imposto anche l'obbligo della registrazione sulle liste anagrafiche dei comuni dei richiedenti asilo, e questo potrebbe aprire le porte anche a delle assistenze, appunto, in termini sociali da parte dei comuni nei tempi successivi. Poi ci sono le tematiche del lavoro, le tematiche della famiglia, l'assistenza alle situazioni di particolare bisogno all'interno dei comuni. Il panorama è molto ampio e il periodo è altrettanto difficile per chi amministra un comune. Lorena Andretta, anche voi state preparando ormai al rush finale? Assolutamente sì. Allora, la premessa generale è questa, cioè rendersi partecipi o, come dire, prendersi in carico la sfida di partecipare ad un'elezione amministrativa è di questi tempi abbastanza complicato e anche, come dire, difficile. Quindi il mio ringraziamento va a tutti i candidati sindaci, quelli che sosteniamo soprattutto, e i candidati consiglieri, perché si prendono, come dire, una responsabilità che non tutti intanto si sono presi, ed è una delle difficoltà che credo tutti i partiti e anche i movimenti hanno riscontrato. La difficoltà quindi di costituire le liste. Adesso questa qua è l'ultima settimana di campagna elettorale, una campagna elettorale che credo tutto sommato si sia svolta nel massimo rispetto delle liste, no, concorrenti, perché insomma abbiamo visto che ci sono state le presentazioni in vari comuni, l'ultima per esempio a Casale l'altra sera con i 4 candidati sindaci, quindi con estrema, come dire, no, competenza. La nostra candidata Benetti per esempio in quel caso si è presentata al pubblico, ma credo che sia stato altrettanto anche per gli altri. Le sfide importanti sono, come dire, ci sono, Conegliano ovviamente in primis, perché è l'unico comune sopra i 15.000 abitanti che potrà andare al ballottaggio, e il nostro obiettivo come PD, che sostiene Alessandro Bortoluzzi con altre civiche di appoggio, è quello appunto di arrivare al ballottaggio, e poi vediamo, no? E poi ci sono comuni dove noi già amministriamo, penso a Cappella, penso a Silea, ed altri in cui siamo in coalizione, ne abbiamo parecchi, quindi penso a Trevignano, penso a Crespano, penso a Borso, penso, no, ad altri comuni ed altri ancora dove ci sono delle liste civiche dove pensiamo di ripetere. Guardo con attenzione
alle elezioni a Fontanelle, per esempio, dove noi sosteniamo una delle due, l'altra lista, diciamo, no? Quella che si connota di centrosinistra, con la candidata Maurina Sessola. Credo sia una donna giovane in gamba che meriterebbe davvero di essere come dire, scelta come guida del comune. Guardo con interesse a Godega, dove Mauro Fantuzza ha saputo, come dire, mettere insieme le due liste civiche di opposizione. Stanno facendo un ottimo lavoro con buon riscontro. E poi sicuramente ce ne sono altre, no? Tipo Casale, che ho già citato, che insomma speriamo di riprenderci, assolutamente sì, e Breda che guardo con interesse. Ha citato Conegliano, un obiettivo importante nel vostro caso, mantenervi in sella. Sì, Conegliano è il comune più importante che va al voto in questa tornata elettorale e colgo l'occasione per ricordare il vice sindaco che ora non c'è più, Basciano, che ha lasciato sì, la sua famiglia, la scena politica e i cittadini di Conegliano. Conegliano è il comune appunto più importante che va al voto. Noi la volta scorsa eravamo fuori dagli accordi e dalle alleanze, e questa volta siamo riusciti a fare un accordo serio, un accordo che davvero ci soddisfa, e quindi siamo a sostenere il candidato di Forza Italia, che è Fabio Chies. Ecco, dal famoso riappacificazione padovana su Lega e Forza Italia, insomma da quel momento in poi, che ha segnato un po' anche la strategia, insomma, delle alleanze Lega e Forza Italia per le amministrative anche nella Marca, è cambiato, insomma, come è andato il percorso insieme? Allora, diciamo che le tensioni politiche... Scusi, non da tutte le parti c'è l'alleanza Lega e Forza Italia, certo, ecco, certo. Questo da dire. Diciamo che le tensioni politiche che si sono verificate in Veneto dopo quello che è accaduto a Padova hanno avuto dei riflessi anche qui a Treviso, però una cosa è la tensione politica e un'altra cosa è il rapporto interpersonale che c'è poi tra gli attori di della vita politica locale. Devo dire che con Forza Italia il rapporto nell'ultimo periodo è sempre stato molto buono. Un bel test sono state le elezioni provinciali, che hanno visto la vittoria di Stefano Marcone, le elezioni di Stefano Marcone a Presidente della provincia, dove là davvero si è iniziato un ragionamento politico, diciamo, di centrodestra. È stato molto facile, quando è stato un po' tolto il veto dell'accordo con Forza Italia a livello veneto, riprendere subito i contatti con Forza Italia a livello trevigiano, perché appunto i rapporti erano buoni, sono sempre stati molto buoni. Ecco, vediamo di capire lo stato di salute allora dei due. Non è stato possibile, completando, non è stato possibile dappertutto, perché poi alla fine, quando si è in amministrazione, a volte le questioni interpersonali, i rapporti interpersonali tra i futuri candidati sui singoli comuni magari non sono così buoni da poter permettere un riavvicinamento, quindi dove è stato possibile l'accordo tra Lega e Forza Italia è stato portato avanti, e dove purtroppo le tensioni tra i singoli non lo hanno permesso, non abbiamo forzato, non era corretto forzarlo. Dicevamo, allora, vediamo un attimo di capire lo stato di salute dei due partiti, insomma, alla vigilia delle elezioni, ma non solo, anche guardando un po' all'anno prossimo, perché chiaramente la macchina per Casugano 2018 è già partita. Allora, partiamo dalla Lega. Proprio una settimana fa, più o meno, il congresso provinciale, fra l'altro anticipato rispetto ad ottobre, con una mossa che lei stesso ha definito audace. La riconferma massiccia di Dimitri Coina alla guida. Giampaolo Gobbo in questi giorni ha detto: ho visto una Lega forte, dura, cattiva, tra virgolette, politicamente parlando, come quella, insomma, di qualche anno fa, prima della questione Tosi, del caso Tosi. Quindi l'obiettivo è riprendersi Treviso, ovviamente 2018. Come vede la situazione? Insomma, conferma queste parole di Gobbo? Insomma, rivede una Lega così dura come quella del 94? Ma guardi, io ho visto una Lega compatta al congresso di domenica scorsa, perché è vero che la scelta è stata un po' audace, ma è stata anche una scelta che io credo di poter definire tranquillamente doverosa, perché l'elezione di Treviso l'anno prossimo è una tappa per noi assolutamente fondamentale. Pensare che magari ad ottobre il candidato
potesse essere un altro, come poteva essere un altro eletto la settimana scorsa, e con pochi mesi davanti per poter gestire la campagna elettorale sarebbe stato davvero, davvero difficoltoso per noi, per cui se si doveva cambiare era opportuno cambiarlo ora, anche perché l'anno prossimo non si sa se si vota ad aprile piuttosto che a giugno. I militanti si sono espressi in maniera compatta sul mio nome, i presenti erano un po' inferiori di quelle che sono state le firme raccolte. Noi abbiamo la necessità di raccogliere un centinaio di firme per poter presentare la candidatura. Nel giro di una settimana, poco più, ne avevo raccolto oltre 600, per cui su 800 militanti che avevano diritto al voto il risultato era già abbastanza forte e abbastanza evidente. E quindi è importante aver avuto un mandato fresco per poter gestire, anche perché Treviso ha una vivacità dialettica, insomma, che va gestita, non è così banale. Lega compatta però aleggia chiaramente la questione di Gentilini, convitato di pietra, diciamo, domenica, grande assente, ed era anche prevedibile. C'è stata un'apertura da parte sua, nel senso ha detto Giancarlo Gentilini può essere un capilista, però della lista della Lega, quindi non una lista nominativa eccetera, come mi pare che sia anche dello statuto della Lega. La risposta di Gentilini da casa è me ne frego, fondamentalmente, con il suo forse anche peggio, prendo ordini o comunque direttive, valuto solo le proposte che mi fanno Salvini o Zaia. Allora, la frattura non è ricomposta, mi pare di capire, però cosa dite voi? Cioè, può essere il vostro coltello nel fianco in questi mesi la questione Gentilini? Ma io direi di no, io credo che quello che ha detto Gobbo i giorni scorsi in un'intervista giornalistica alla fine sia quello che accadrà, e me lo auguro fondamentalmente. Giancarlo Gentilini dice sempre io sono la Lega è Giancarlo Gentilini, ce lo dimostri anche stavolta, la porta è stata riaperta, lui ha lo spazio anche l'ultima settimana se vuole entrare da capolista, perché se lo merita, perché quello che non gli è stato consentito la volta scorsa deve recuperarlo questa. Cioè la sua candidatura in un momento in cui tutti i dati dicevano che non ce l'avrebbe fatta, è stato secondo me un atto ingeneroso nei confronti di Giancarlo stesso. Stavolta può davvero ripristinare, rimettere ordine su questa sventura capitatagli la volta scorsa. Però c'è l'impressione che ci sia qualcosa di personale con lei, da parte sua almeno, insomma. Ma guardi, i miei rapporti tra me e Giancarlo ci conosciamo francamente poco. Quello che è evidente è che davvero lui dietro ha qualcuno che lo spinge in questa situazione, perché quando io mi trovo con Giancarlo Gentilini e parliamo assieme, le soluzioni e le vie di uscita le troviamo sempre. Poi però qualche giorno dopo cambia, e allora io non faccio fatica a credere che l'umore di Giancarlo cambi così velocemente. Io temo che abbia dei cattivi consiglieri dietro. C'è qualcuno che addirittura lo manovra? No, assolutamente. Giancarlo Gentilini non è manovrabile. Giancarlo Gentilini è una persona che ha un carattere fortissimo, però alla fine a volte le decisioni si prendono anche in funzione delle realtà che ti dipingono attorno. Se dovesse averlo qui davanti Giancarlo Gentilini, cosa gli direbbe? Ma gli direi quello che gli ho detto domenica, il suo posto era vuoto, si sapeva che non sarebbe venuto, l'aveva già comunicato i giorni precedenti, e quello che gli ho detto esattamente domenica, per cui il posto nella lista della Lega per lui c'è il posto addirittura da capolista, e quindi venga con noi alla sfida per riportare a casa il comune di Treviso e per toglierlo alla qui presente Lorena Andretta, che appunto sosterrà il sindaco attuale Manillo. Voi dal vostro punto di vista come l'avete vista questa vicenda? Beh, questa vicenda è una delle tante vicende che interessano i partiti, la Lega in questo caso, e credo che tutto sommato l'invito che adesso il segretario Coin fa a Giancarlo Gentilini lo capisco, è anche comodo. Penso che però con il trattamento che gli è stato riservato, come dire, da vecchio militante della Lega e tuttora, come lui dice, sia un po' difficile, no, rientrare ora dopo che c'è stato fondamentalmente, no, una espulsione dal partito nel quale ha militato così a lungo. La scelta ovviamente non spetta a me, non spetta a nessuno, spetterà solo a Giancarlo Gentilini. Beh, la vedo un po', come dire, tirata per i capelli, ecco, quest'ultimo tentativo della Lega.
Io penso invece che il Partito Democratico farà del suo meglio e farà di tutto invece per tenerselo questo comune, anche perché non vedo i motivi né le condizioni perché ci sia un cambio della guida di questo comune di Treviso, che credo sia stata anche gradita dai cittadini in questi 4, quasi 5 anni ormai di governo della Giunta Manildo. Per cui voglio dire, capisco la legittima aspirazione del segretario Coin, ribadisco invece la mia che è esattamente inversa. Allora, torneremo a parlare di Treviso subito dopo la pubblicità. Eccoci in studio 2010, parliamo di elezione amministrativa ma con un occhio a Treviso 2018. Abbiamo qui due segretari provinciali di Partito Democratico e Lega Nord. Lorena Andreita, stavamo parlando di Treviso. Sì. Fra l'altro in questi giorni, e ha fatto discutere perché la Lega un po' lo contesta, è uscito questo sondaggio di Winpoll, società veronese, che ha mostrato un quadro con un Manildo gradimento al 66%, più anche del partito, che sarebbe il Partito Democratico al 34%, una Lega invece al 19%, un Forza Italia 8%. Quindi un sondaggio insomma, che mostra come la scelta di mantenere come candidato Manildo, di portare avanti questa candidatura sia la migliore. Assolutamente sì, ma credo che tutto sommato il sondaggio non faccia altro che confermare quello che le dicevo prima, cioè nel senso che non ci sono segnali tali per cui, voglio dire, ci possa minimamente stare l'idea che si cambi nella maniera più assoluta, no, cioè nel senso Manildo e la Giunta hanno governato in questi 4 o 5 anni in maniera, come dire, giusta, equilibrata, e quindi Manildo è il candidato che il PD riproporrà senza se e senza ma per la prossima tornata elettorale. Fra l'altro un sondaggio pre-alpini, quindi potrebbe dire anche con gli alpini, l'onda degli alpini, insomma questo sondaggio sarebbe lo affronta lei, però voglio dire, la città ha dimostrato di essere in grado di assorbire la forza d'urto positiva, chiassosa, generosa, tutto quello che vogliamo, ma comunque una forza d'urto importante per una cittadina, per cui voglio dire, ospitare tutte queste persone, alpini, simpatizzanti, forze dell'ordine, eccetera, 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 è stato uno sforzo non indifferente che la Giunta ha saputo insomma gestire benissimo. E fra l'altro poi si è visto anche il famoso passaggio insieme di Manildo e Gentilini, per tornare a Gentilini, insomma questo gesto assolutamente sì, molto generoso. Ecco, che ha fatto un po' così scalpore. Voi però a questi sondaggi non credete molto oppure sì? No, allora il sondaggio che conta è quello del giorno dopo il voto. Quello è l'unico sondaggio vero, reale e sul quale fare affidamento. No, mi ha fatto sorridere quando l'ho visto, quando l'ho letto sui giornali, quando ho letto sui giornali i dati, perché i dati che abbiamo noi sono sensibilmente differenti. Però ci si è chiesto perché non l'avete mostrati? No, non si possono mostrare perché i sondaggi per poter essere pubblicati devono essere registrati dalla ditta che li ha fatti presso il Ministero dell'Interno. E allora tu quando commissioni un sondaggio così riservato per uso interno generalmente non viene pubblicato, però normalmente non ne puoi neanche divulgare i dati. Infatti noi il sondaggio che abbiamo fatto in passato, nei mesi scorsi, non abbiamo divulgato i dati, abbiamo semplicemente commentato quelli del PD perché la ditta che ha fatto il sondaggio è la stessa. E allora qualcuno non la racconta giusta, perché dire che leggere sul giornale che la Lega è al 19%, quando i dati che abbiamo noi, la Lega a Treviso è al 38%, a Treviso città il 38% degli intervistati sono disposti a sostenere un candidato proposto dalla Lega Nord, solo dalla Lega Nord. Ecco, un candidato della Lega Nord, della Lega Nord, del centro-destra. No, della Lega Nord, quindi quelli che vogliono, che sono propensi a votare Lega Nord e un suo candidato sono il 38%, sul voto ai partiti, con un 29 per il PD, è un dato significativamente diverso. Probabilmente però dipende come vengono posti anche i quesiti, perché noi li abbiamo posto in chiave amministrativa. Può darsi, voglio addirittura tentare di difendere la ditta di sondaggi stessa, può darsi che il quesito che è stato posto, che è stato commissionato al PD fosse in chiave politica. Perché una cosa è la propensione di voto da un punto di vista amministrativo e un'altra dal punto di vista politico. Io il dato politico non ce l'ho, ad esempio, quindi non posso confutarlo. Però se mi dicono che quelli sono i dati per le amministrative, dico che non sono veritieri perché io li ho dalla stessa ditta e
li ho in mano. Voi che dite? Beh, io i dati del segretario Coin non li ho visti, né ho idea di quali siano le domande che ha formulato la Lega. Dico che comunque un sondaggio è un sondaggio, un'indicazione la dà. Non posso non concordare con il segretario Coin quando dice che l'ultimo, che a questo punto non è neanche più un sondaggio ma è un dato, sarà quello che uscirà dalle urne l'anno prossimo. Certo, quello che mi sento di dire è che comunque al di là del sondaggio, che può essere discusso o non discusso eccetera, potremmo stare qua fino a domani mattina su questa roba, quello che conta è comunque il sentire dei cittadini, che ad oggi io non ho contezza che abbiano, come dire, che abbiano un risultato diverso da quello che possiamo dirci, no? In funzione di questo sondaggio, anche se come dire, ha dei numeri che ovviamente sono quelli di un sondaggio e non quelli di una ricerca effettiva. Quindi io credo che tutto sommato questa giunta potrà ripresentarsi con gli aggiustamenti o comunque le integrazioni, le modifiche e quant'altro che si renderanno necessarie nel corso poi della preparazione della campagna elettorale, però insomma io credo che questa giunta vada riconfermata per il lavoro che ha fatto e per quello che poi si riprometterà di fare, perché bisogna poi vedere anche, no, cosa dirà la proposta programmatica che verrà avanti adesso per i prossimi 5 anni. Da sindaco, preciso una cosa, da ex sindaco, mi sento però di dire una cosa: il risultato di un'amministrazione si giudica come dire, nell'arco di un ragionevole tempo, quindi i 5 anni non sono mai, come dire, un tempo sufficiente a concretizzare una politica, come dire, complessiva. Mi spiego meglio. Se uno nel suo mandato dice che costruirà la scuola X piuttosto che la piscina quell'altra, si tratta in fin dei conti, no, di assegnare un progetto, di approvarlo, poi di appaltare, eccetera, no? E poi lì è la burocrazia che alla fine, no, decide i tempi di realizzazione di un'opera, ma è l'impianto della città che vorrei che ha tempi più lunghi. Voglio investire sulla cultura piuttosto che su un'altra roba eccetera, sono tempi lunghi di reazione e di apprezzamento del risultato, per cui io penso sempre che in ogni caso un'amministrazione abbia e debba avere la possibilità di governare almeno un decennio. Il limite dei 2 mandati ha anche un suo significato. Altro è comuni dove magari i sindaci, non facciamo i nomi, sono stati anche commissariati, dove in realtà di amministrazione basta e avanza quella che c'è stata. Ecco, su questo sarei abbastanza sicura. Senta la cosa, allora, siccome parlavamo prima della macchina, dicevamo che comunque il tempo, nonostante manchi un anno, è tiranno per un obiettivo come Cassugana. Loro hanno già l'impianto. Ci si chiede, centrodestra cosa farà? La Lega, sì, anche il centrodestra, perché si presuppone chiaramente che ci sarà un'alleanza, insomma, con Forza Italia non è detto. Parlava prima di un 38% con un candidato leghista, sì, della Lega. Quindi il percorso potrebbe essere quello di un candidato della Lega Nord? Perché si è parlato molto in questi mesi di anche un candidato esterno che possa mettere insieme tutte le forze di centrodestra. Quale potrebbe essere la strategia? Beh, intanto prima di rispondere alla sua domanda volevo un attimo replicare un po' all'amica Lorena. Cioè la percezione, io Treviso la vivo da parecchi anni, perché la mia famiglia vive a Treviso e quindi la vivo da parecchi anni. La percezione sulla città non è così positiva come la si vuol dipingere. Cioè il dato che noi abbiamo in mano sui molto soddisfatti dell'amministrazione Manildo sono il 7% quelli molto soddisfatti, poi ci sono quelli abbastanza soddisfatti che alzano sensibilmente, ma i molto soddisfatti non sono così tanti e andando in giro specie per il centro si sentono situazioni di risse, di ragazzini che ne combinano di tutti i colori, una periferia di quartieri appunto dove i mal di pancia sono davvero tanti. Io credo che Treviso meriti davvero un'attenzione e una presenza diversa sul territorio e quindi questo è quello che noi vorremmo offrire. Per quanto riguarda il candidato
Noi ci stiamo lavorando e comunicheremo dopo l'estate quello che potrebbe essere il nome. Quindi dopo l'estate ci sarà il nome del candidato? Presumibilmente sì. Settembre? Settembre, ottobre ci dovremo essere. Noi stiamo lavorando ovviamente da partito su un candidato appunto interno alla Lega. È chiaro che tutti i ragionamenti che stiamo intavolando con le altre forze politiche di centrodestra dovranno trovare la condivisione poi alla fine sul nome. Ma più che il nome, secondo me, come diceva Lorena prima, è quello che vado dicendo anch'io da 2 anni e mezzo, da quando sono segretario, quasi 3 anni per Treviso. Bisogna trovare l'offerta politica credibile, con le persone altrettanto credibili, che portino a votare tutti quelli che sono rimasti a casa la volta scorsa. Giovanni Manildo ha vinto con i voti con cui normalmente la sinistra non vinceva. Sono rimasti a casa, se non sbaglio, più di 30.000 persone al ballottaggio su 65.000 che erano circa gli elettori, se non ricordo male i dati, per cui vuol dire che l'offerta politica non c'era, che c'era una certa stanchezza. Adesso quel lavoro che dobbiamo fare noi è questo: dobbiamo fermarci, guardare indietro, vedere cosa ha funzionato negli anni passati e cosa non ha funzionato, quali sono i temi su cui noi dobbiamo lavorare e discutere, e in primis io ritengo che il tema principale sia la famiglia, perché quando leggo la Costituzione italiana e vedo che al primo articolo si dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, mi viene da pensare che anche gli schiavi lavorano. L'Italia è una repubblica democratica, o meglio, come piacerebbe a me, il Veneto è una repubblica democratica fondata sulla famiglia, perché quella è la realtà, il primo nucleo fondante della nostra società, e da qua poi possiamo partire con tutti gli altri ragionamenti di sicurezza e di ordine pubblico. Quindi, chiaramente il programma economici, insomma, è la cosa più importante. Assolutamente sì. Però il mantra, insomma, di tutti i partiti è che il programma è la cosa più importante, ed è vero. Chiaramente però a questo programma poi ci si incolla un nome, una faccia, insomma uno che porta avanti questa soluzione. Allora, volevo capire, la vostra idea comunque è quella di candidare, cioè per voi il sindaco di Treviso per il centro-est deve essere un rappresentante della Lega? Noi stiamo lavorando perché sia un rappresentante della Lega, stiamo facendo dei pacchetti, diciamo, conoscitivi per capire bene qual è la sensibilità della cittadinanza. In funzione di questo porteremo la persona con il profilo più idoneo per portare avanti la città. Non serve nessuno che urli, serve fermezza, serve una linea chiara e trasparente nei confronti dei cittadini. Non è appunto necessario essere rumorosi, bisogna essere efficaci. Le ipotesi, diciamo, di esterni, come se ne è parlato moltissimo, anche è stato poi più volte smentito, di Francesco Benazzi per esempio, queste figure esterne, diciamo, potrebbero comunque essere Francesco è una figura straordinaria, che però ha un ruolo altrettanto straordinario da portare avanti, e quindi credo che nonostante sia un nome che piace molto a tanti anche di noi, alla fine abbia un ruolo talmente importante alla città sanitaria, gestire l'ULSS, rimettere in ordine tante cose, che forse se smettesse per fare il sindaco darebbe un segnale anche per se stesso che non è così positivo, ecco. L'ultima domanda: se per il bene, insomma, del centrodestra arrivaste a una conclusione che è meglio un candidato non leghista, accettereste la situazione? Vediamo il profilo, vediamo di chi si tratta, vediamo che intenzione ha di portare avanti determinate tematiche, perché ad esempio una tematica che secondo me è stata gestita molto male dal Comune di Treviso è quella appunto sull'immigrazione, con l'iscrizione all'anagrafe mi sembra di oltre 500 richiedenti asilo, e questi speriamo che poi in futuro non abbiano, alcuni di questi, diritto ad accedere ai servizi sociali, perché sennò davvero il Comune sarebbe gambe all'aria. Vuoi dire qualcosa su questo? Sì, il tema chiaramente del tema elettorale sarà molto sull'immigrazione, chiaramente. Esatto, ma io non mi fermerei solo a questo, nel senso che credo che uno dei sondaggi che girano di questi tempi, ma non strettamente, non solo legato alla città di Treviso, è che in realtà ai cittadini interessa molto di più, come dire, l'assistenza sociale e il lavoro. L'immigrazione non è tra le... È collegata? È collegata, ma non è l'unica. Ma è direttamente collegata? Non è l'unica. Allora, che la Lega di questo tema faccia il suo cavallo di battaglia è noto e arcinoto, ha anche pagato, per dir la verità, nella scorsa campagna elettorale 2016, però ecco, io non
non chiuderei in questo recinto solamente, no, il tema delle amministrative, anche perché con l'insediamento del ministro Minniti, insomma, io credo che sia sotto gli occhi di tutti che alcune cose sono anche cambiate e sono anche cambiate in meglio, nel senso che si stanno facendo dei passi avanti verso, come dire, un'accoglienza che non sia esattamente quella che avevamo visto fino a dicembre. Siamo davvero alla battuta finale, sì, volete dire qualcosa? Sì, 3 milioni di euro è il dato che ha dato l'assessore alla sanità del Veneto sul costo dell'assistenza sanitaria ai richiedenti asilo. Il decreto Minniti io ritengo abbia peggiorato la situazione, perché parla di centri di espulsione quando in realtà istituisce l'obbligo dell'iscrizione anagrafica nei comuni. Controreplica? Controreplica, potremmo star qui all'infinito. Ribadisco, allora, il PD ha una posizione chiara sull'immigrazione, si deve accogliere, come dire, diffusamente. L'ha detto chiaro il ministro Minniti, che è appena venuto in Veneto. Se ognuno dei sindaci del Veneto accogliesse il 3 per 1000, no, dei profughi, appunto in ogni comune, si potrebbero chiudere quei centri che tanto fanno, come dire, danno fastidio, sono pericolosi, non integrano per niente, sono un corpo estraneo. Questo lo sappiamo tutti, cioè nel senso che anche come segretario del PD cioè è chiaro ed evidente, no? Una caserma con 500 persone dentro, stranieri di varie etnie eccetera, non ha alcun senso per nessuno, ma è chiaro che se metà dei comuni e più, perché nella Marca Trevigiana accolgono 41-42 comuni e alcuni anche molto poco, quindi se c'è meno della metà dei sindaci che accolgono quei pochi, è chiaro che diventano tanti per uno. E questo è completamente sbagliato. Vi faccio solo l'ultima domanda e poi vi saluto, però dovete rispondermi sì o no. Secondo voi si va a elezioni anticipate? Settembre, ottobre? Lo spero. Credo di sì. Ok, perfetto, quindi diciamo che il sentore è quello. E poi si vedrà con che legge elettorale si andrà a votare, questo è anche l'altro grande dilemma. Io ringrazio Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Nord. Grazie e buonasera a tutti. E ringrazio Lorena Andretta, segretaria provinciale del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Grazie, noi ci rivediamo lunedì. Buona domenica.